Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato nel cuore di una Belluno vestita d'aria insolitamente primaverile. Il viaggio coinvolgente e gioioso della fiamma paralimpica ha toccato il capoluogo dopo aver attraversato le Dolomiti bellunesi. Visibilmente commosso il sindaco Oscar De Pellegrin, plurimedagliato atleta paralimpico per 6 edizioni. Io ho avuto l'onore qui nel 2006 portando la fiamma a Belluno proprio sull'ultimo stadio, quella di Torino. E poi la più grande emozione è stata a Londra, l'edizione 2012, che ero disegnato portabandiera per tutto il movimento paralimpico, e queste sono cose che non si dimenticano nella vita. Ma oggi essere qui insieme a tanti giovani che sono venuti insieme alle loro insegnanti e loro scuole per toccare con mano i valori della fiamma paralimpica, per me è un grandissimo onore. In piazza il calore della fiamma e i suoi valori, mai come oggi simbolo di pace e di inclusione. Tutto l'opposto di quello che sta succedendo nel mondo, purtroppo. Speriamo che sia un bel segnale, insomma, per tutti. Nonostante l'orario e la giornata feriale, davanti a Porta Dante ai lati dell'Easton numerose persone. Io personalmente ho avuto modo di vivere anche l'esperienza di Torino 2006 come volontaria, e quindi il fatto che Belluno possa accogliere di nuovo questo grandissimo evento è sicuramente un momento fondamentale per trasmettere anche a questi ragazzi i valori connessi allo sport soprattutto. Io faccio parte come servizio civile di un'associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, e secondo me lo sport può rappresentare un po' una rinascita e comunque una speranza per le persone con disabilità. La trovo molto più importante. Dispiace solo che, essendo una giornata lavorativa, non c'è tantissima gente, però insomma chi c'è penso abbia capito il valore di questo momento. Per l'evento grande mobilitazione della protezione civile e delle forze dell'ordine chiamate all'ultimo miglio dell'Olimpiade, che ha richiesto un impegno straordinario. Non soltanto dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche dell'orgoglio nazionale, dei risultati sportivi ottenuti, e, se mi consentite, anche l'orgoglio per gli atleti dell'Arba, che hanno conquistato 9 medaglie sulle 22 conquistate dal nostro paese. Tedofora, nella sua città d'adozione, Elisa Calcamuggi, collega e oggi responsabile del marketing della fondazione DMO, in prima linea alle Paralimpiadi di Vancouver 2010. Ed è veramente straordinario seguire questi ragazzi, perché hanno un modo di vivere la loro disabilità disarmante, cioè accadono cose imprevedibili, vai con loro a ballare in discoteca perché loro ballano sulla sedia a rotelle, non è un problema, oppure se hanno un arto artificiale te lo danno un attimo in mano mentre finiscono di fare una cosa, e quindi siamo noi che non abbiamo disabilità che rimaniamo un attimo sorpresi, invece loro vanno oltre.